È evidente che dietro questa storia ci sono gli affari, ed è evidente che allora, in quella circostanza, sicuramente il capo del governo, probabilmente il Quirinale non poteva non sapere, ma la pressione dei dicasteri economici fu forte. Quello che a me interessa dire è che il risultato qual è? Oggi c'è la notizia che l'India non parteciperà a Expo 2015. Essere compromissori, essere deboli, insabbiare le prove, a cosa è servito? A salvare gli affari? No, oltretutto c'è in corso un processo che riguarda le tangenti versate da Augusta Westland per l'acquisto degli elicotteri, cosa fra l'altro che è molto diffusa. È notizia di oggi che l'India ha bloccato una commessa al Rolls Royce per la fornitura di motori per gli aerei per l'India proprio per ragioni tangenti. Intendo dire, gli affari non si salvano abbassandosi le braghe, gli affari si salvano semplicemente lavorando in punta di diritto e in punta di fatto. Hai fatto bene a ricordare l'Expo, perché si disse allora ci sarebbero delle rappresaglie se i Marò non tornassero. Ci sono lo stesso e i Marò stanno lì. Quindi è un'idea pazzesca. Senta Messina, io penso che abbiamo detto molte cose. Io le voglio chiedere le faccio una domanda in conclusione politica. Lei, abbiamo poco tempo, però mi può rispondere, che è su questo grande imbarazzo per la vicenda del governo e dei sottosegretari. Prima Gentile, oggi, se legge i giornali, quelli che sono rimasti nel governo, in mezzo Matteo, il nostro Matteo Renzi, Presidente del Consiglio, che è un po' sballottato. È un po' sballottato, è un po' tirato di qua e di là. Lei come pensa che va a finire? Fanno un accordo sulla legge elettorale? Ma questo non lo so, io ho incitato Renzi a fare Renzi, nel senso che se la legge deve esserci, deve essere uguale per tutti. Noi siamo per applicare le leggi, abbiamo apprezzato il fatto che ci siano state non spontanee ma spintanee le dimissioni di Gentile, ma non può valere solo per Gentile. Se ci sono soggetti in situazioni identiche o peggio, ancora più gravi, credo che debba valere per tutti. Se dobbiamo dare un taglio, una scossa, delle manovre shock per il nostro Paese, non possiamo dirlo a parole e poi nei fatti diversamente. Sulla legge elettorale, anche questo tema, io sono molto preoccupato perché il governo è nato innanzitutto perché bisognava fare una legge elettorale. Oggi, quando si deve discutere e va in aula, si torna indietro e non è detto che ci sia quell'accordo. A me non piace la legge che è stata presentata, ma almeno è una bozza di legge sul quale lavorare. Se si torna indietro perché ci sono sotto banco traffici legati a una permanenza in più in meno al governo, a un sottosegretario in più, un tira e molla, io credo che questo non è il Renzi che l'Italia si aspettava. Certo. Quindi io invito Renzi a fare la legge elettorale subito e a vedere se si può governare. E sui sottosegretari ribadisco, la legge per quello che ci riguarda è uguale per tutti.